Buongiorno a tutti, ringrazio anche delle parole di Roberta. Sì, effettivamente non sono solo, sono in mezzo a tanti amici, Sì, è vero. e quindi un gran piacere, non è come quando a volte vai su certi convegni in cui sei solo tu parli e chi si è visto si è visto. È veramente un piacere essere insieme con voi e con tutti quanti. Vi porto i saluti del mio direttore, il dottor Roberto Valle, che è quello che ha ideato lo studio del BNP. Io volevo parlare proprio fondamentalmente di questo in 2 minuti, perché fondamentalmente abbiamo fatto tante cose effettivamente, come potete vedere, ma più o meno insomma abbiamo parlato soprattutto di scompenso cardiaco. La nostra unità operativa di cardiologia di Chioggia è molto concentrata e centrata sullo scompenso cardiaco. Dico solo un dato, concedetemelo, che è quello che abbiamo la degenza media in Veneto più bassa per il ricovero di scompenso cardiaco. E questo ci fa onore. Fra le tante cose che noi abbiamo fatto un percorso diagnostico-terapeutico all'interno del progetto Lavio Art sullo scompenso cardiaco, dei toolkit per operatori sanitari e sulla popolazione, attività contro il tabagismo, allestendo un ambulatorio dedicato contro il tabagismo. Inoltre abbiamo partecipato, non l'ho scritto ma mi vengono a volte in mente così, un audit sullo scompenso cardiaco insieme al dottor Pressato Lamberto. Abbiamo anche ospitato delle infermiere per 2 o 3 giorni, ma abbiamo fatto anche delle visite di formazione con tutto il gruppo. Quindi insomma le nostre cose le abbiamo fatte e sono più o meno le stesse, con gli stessi buoni risultati. Invece volevo un attimo concentrarmi, questo ecco le cose che abbiamo fatto sul tabagismo, incontri con la popolazione e quant'altro, ma l'attività più importante che ci ha portato anche all'attenzione dei media e che ci ha da un certo punto di vista inorgoglito è l'attività che abbiamo fatto con i medici di medicina generale italiani e croati su un progetto innovativo che non era mai stato fatto prima e per la prima volta noi l'abbiamo fatto. La diagnosi della dispnea da scompenso cardiaco mediante il BNP. Studio con la collaborazione dei medici di medicina generale italiani e croati. Noi sappiamo che molto spesso i pazienti si rivolgono al medico perché hanno dei problemi, per esempio dei problemi di respirazione. Allora cosa succede? Succede che magari i medici dicono ha un problema al polmone o un problema al cuore. Allora cominciano tutta una serie di esami che a volte magari falliscono, allora devi aspettare 10 giorni da un esame, 10 giorni, consumo di risorse e quant'altro. Noi abbiamo la possibilità, attraverso un ormone che si chiama il BNP, che viene prodotto dal cuore quando questo cuore è stressato, quando questo cuore fa fatica, e noi se riusciamo a dosare nel sangue questo ormone riusciamo a capire e a escludere se una terapia, se una patologia di origine polmonare respiratoria o se di origine cardiaca, indirizzando subito il professionista in poco tempo, in 15 minuti, a una diagnosi. Con facilitazioni sulla spesa sanitaria per la facile accessibilità, perché è molto facile, e l'uso appropriato delle risorse. Abbiamo, in breve, abbiamo dato questa macchinetta ai medici di medicina generale e gli abbiamo detto quando si può, quando hai un dubbio se una patologia è dovuta a problemi respiratori piuttosto che cardiaci, di scompenso cardiaco, facciamo un buchetto sul dito, verifichiamo questa cosa su una striscetta, 15 minuti e io so se il paziente ha un problema di scompenso e quindi lo indirizzo chiaramente verso un percorso piuttosto che problemi respiratori e lo indirizzo verso un altro tipo di percorso. Abbiamo testato 23 pazienti fra Italia e Croazia, con unità media di 73, divisi fra maschi e femmine, e siamo andati a valutare se questi pazienti, ovviamente di fronte a un dubbio diagnostico, abbiamo scoperto che solo circa, il numero non è venuto fuori, ma solo dei pazienti che dimostravano dispnea, solo un 10-12% aveva un problema cardiologico. Quindi quei 12 li abbiamo mandati direttamente dal cardiologo loro, se no magari avremmo chiesto l'eco per tutti quanti, immaginate quanto tempo, quante spese che bisognava fare.
Tutta questa cosa, quando noi l'abbiamo fatto al convegno, perché l'abbiamo presentata al convegno, ha avuto anche una grande risonanza nei media, perché di fatto quello che vedete sotto il mio primario, che segnaliamolo perché poi mi dici, ma mi hai detto che sì, ho detto che sei tu, ha avuto una grande risonanza perché noi sappiamo che uno dei problemi della sanità sono anche le spese, e riuscire a trovare un metodo che in breve tempo, con efficacia e con una spesa minima, riusciamo a fare una diagnosi è importante anche in Italia e ormai nel mondo intero. Quindi, ricordando che questa attività che abbiamo fatta, ne abbiamo fatte altre, ma abbiamo voluto concentrarci su questa perché secondo noi ha molto più valore di quello che forse nemmeno noi ce ne rendiamo conto. Attività per la prima volta sperimentata in territorio. Questa modalità non l'avevamo mai fatta qui in media, l'abbiamo sempre fatta in ospedali, nei pronti soccorsi, ma per la prima volta l'abbiamo data in mano proprio nel territorio, nella casa della salute. Collaborazione fra medici, con l'ospedale e collaborazione fra medici di nazioni diverse, e i risultati hanno confermato le ipotesi iniziali, che era possibile fare questa attività senza eccessive risorse. Questi dati sono pubblicabili, li stiamo un attimo valutando un po' meglio per pubblicarli su una rivista scientifica. La foto che vedete è la foto del convegno internazionale che abbiamo fatto a Chioggia, qui molti di voi si riconosceranno, e basta, io con questo ho concluso e vi ringrazio.